se di Petra Sirena e se poeta improvvisatore che mi risponde e se mi posso barretta anche per la teatrino. Oh, D'Antonio, oh, siamo vestiti, mi sono fatto onore. E beh, vi ringrazio. Io stasera vorrei mandare un saluto piuttosto a un poeta cartelasi che si chiama Giambattista Cazzarelli e l'ultima poesia che ho scritto è stata per rispondergli. Mi ha mandato una lettera in poesia e io devo rispondergli per lettera e in poesia. Allora ti ascoltiamo, passa la risposta. Quando stavano operone, durinsecca la porta, tra la gricca e il marchione, una lettera risposta, la mia piuma si dispone che si mette una risposta. In una sola si spunta, spalancando il portone, la mia anima c'è giunta, fu accinta di canzone, e di urta ci s'appunta che mi stringe l'emozione. In stavale viene retta, dove la miccia la rima, saremba degna e schietta, come l'alta gna s'accimma, mantellata e filetta, profumando sui prima. L'amico Giambattista mi arricchisce molte stonde, che la sua se fruista, sorella e l'alta sponde, ogni passo che l'intista un risorge asconde. Sto cristiano infarcato, canta l'altura spaperso, sponuso sguardufiato, da svegliare garbo e verso, appeso e impugnalato sopra neglia l'universo. Poeto c'è ardente, ornato e rimerisce, scarsa è questa sommente, che ne scorre per le spisce, giace sotto lucente, senza mai s'ammortisce. Dall'usopo già le feglia, l'orizzonte d'un cadagno, due vita spompilleglia, aspettando l'uerano, sparterei pistondo pegna, se lo mi porti la mano. Bravo, Petrusavi. Ecco così. Dunque la tua ultima poesia qui. L'ultima che ho fatto. Quando tu l'hai scritto poesia tu? Perché una, ma io se piuttosto voglio mi rispondere che per scrivere e se ti metto un foglio bianco mi garba poco. Ma scrivo tu appena, appena. Appena sai. Allora, Petrusavi, tu sei di Petra Sirena. Cascare perché ci hai portato una vola del tuo paese. Di mio confine. Il tuo confine. Allora si parla di compare e di comare, ma noi non chiamiamo mica compare e comare. Gli chiamiamo Babuccio e Mamuccio. Anche di noi, te, un punto comune. Un punto comune, bella la sedia. E compare e comare si chiamano fratelli. Allora compare e comare, come spesso all'epoca sai che la gente accompagnava, e le campagnane spesso si restavano proprio in campagna, dove sono casette. E io compare, sai, un fratello che era appena scemo celaio. Mancava qualcosa. Gli mancava la solenza. Ma hai un dono che sortia appena naturale, saperia, ma mica saperia veria più lontano appena che l'altro. Io non credevo mica che pensavo che erano per scemo. Dunque, si faceva di questo costì, campava solo, appena più su che lo compariamo con mare, e cercava di campicchiare con l'ormica, non avevano dei pagliari, ma giusto una ranca orto e cercava di campicchiare. E andava a caccia spesso, che ai tempi si pareva anche mangiarsi un pezzo di carne quando le corravano finire. E quello curava, per la miseria, non gli ponundo, non aveva finito di pensare che sentiva qualcosa, perché era sentito, lui c'aveva bene. Si volta, e tu pensi un pezzo che non è andato alla signorina, si volta, piglia, mira e tira. E faceva fuoco. Allora si avvicina, e più si avvicinava più era spaventato e gli veniva un tremulo, perché chi per io non era mai conciliato, non sapeva mica ciò che gli era. Infine si era dubitato, ma non lo voleva credere. Quando lo si avvicina, che gli ho fatto? Santa Maria, non c'è scarsa. Guarda, e gli era un cristiano. Un uomo, a tombo un uomo. Che gli ho fatto così, che gli ho fatto, mentre non continua a ridere. E infine che se ne va a cercare un compare, correndo, al cinto da dispero. E quindi Agostino compare a comare, per stare sempre, si tenia, non ce li a bere. E un compare del letto, striato nel letto, un ferrequato in mano a morte. E quello dava in mano, dava in voce. Tu portone con sabria, dava i calci. Apritemi sta porta, maledetta sta mittata. Chi non dice tu mi manca per ciò che mi è salvata. E venitemi in aiuto a mia anima spietata. Finisce l'operare. A un male di sorte, e tu dici? E tu ciò che gli faccio, e tu non lo sapevi. Ballato fuori per corrotto e murizzoso. E infine che era rompato fuori, e se il suo corso mi ha andato.
Infine gli trova uno che l'aiuta, facendo tutta la piattadella, se ne sbarazza, no? O l'indomani, o 2 giorni dopo, buone che mi qua. Mezzo che ti sanato, o un paraian ciassato, se ne andava a fare le sue faccende, a suo fuori capo e collo, e fece. E quello da sopra che si era cincinato tutta la notte non aveva dormito di tutto ciò che era accaduto. E fede che passa e chiama compa, senta compa. All'ultimo sorto compadre ha detto compa un corno, a chi meglio paga. E all'ultimo ha risposto torna l'astro, ha detto ha girato monti e castelli, ha trovato moglie ma mica fratelli. E Magnifique voix, complimenti. Ti posso sciacavare. Donc, questa è una voce di tuoi confini. del mio confine. Allora, giusto appunto ti volevo domandare a te, posto che tu improvviseggi, conosci voi, scrivi, come ti è giunta questa voglia di comporre e di improvvisare? Non mi è mai giunta la voglia, perché chi ha voglia che mi è giunta. Voglio dire che la rima che mi ha pizzicato, nel mio piacere quando io compone, mi veniva. E la prima volta mi è venuta può essere quando era all'orto. O quando arrucchiavo tutte le campagne, o quando era piuttosto per la macchia. Mi è venuta, mi veniva così, di scrivere una cosa qualunque in poesia. E dopo, è venuta così. Bene così, d'accordo. E come vedi tu la vena di poesia corsa? Non lo so, sapete, finché mo sente qualche lagno e che la persona è sempre viva, anche se le moribonda si è viva, io non si sente più non di chi, molto triste e spento lume. Allora, mi faccio pensare a una frase, posto che tu facci parte degli improvvisatori, ce n'è uno, Rocco Mambrini, detto Rosignore di Siglia, pace la sua anima, che ci ha lasciato poco fa. Quando ne domandavamo che ne pensava, non ci mi rispondi, che sarti qui saia d'amore, e ben no, era ottimista, diceva che no, io non improvvisai, io non scrivo, e a parte da qui, poi anche improvvisato, che ne pensi di questa È frase? vero, io ci sono diventato una volta con Rosignore, ma da permanente perché, ma non è mica quattro poeti, ci si sono i poeti, ma c'è una società che non ha più tanta sopiazza in radio, io non ha più tanto ricevuto stalleo e non so, i poeti ci si sono, questo può. E che consigli può dare a un giovane che vuole improvvisare o che vuole scrivere e che vuole comporre? C'è la lampazia questa, quando mi faccio c'è da fare la compassione, poi il resto se ne fa ne talento in più, perché mica. E tu in quanto studente, giusto appunto, in giro a te, gli scontri altri studenti e ti volevo domandare se studenti qui hanno voglia di improvvisare come te o no? Parecchi poi progetti in Triseria, no? Penso a Ricciuto, il nostro amico Ricciuto in Rosaria, quindi un mato Ricciuto, Concetto Sparcini, Battini, c'era appena Battini che ci si era messo, dopo Brondano 2 anni, no? Dunque, dunque. Ascolta Pietro Savello, ti ringrazio di Gori di essere parlato qui, forse una piccola risposta così improvvisando, ci puoi fare? Viene esciuti un corre, fando qualche ritornella e poi ringrazio i cuore l'emissione Pia Stella che cerca sempre a fare onore alla nostra corsichella. Finisco così. Una risposta di Pietro Savello Luciani, ti ringrazio. Ritroviamo subito a Francis.